e venivo in bicicletta a Legnago e tutte le volte quando passavo da qui mi fermavo a fare le foto. Secondo me è magico questo posto. Il fiume è importante in questo territorio, non abbiamo scelto questo posto a caso. Tutto è stata una sfida perché non avevamo nessuna esperienza, né io né gli altri in questo settore, ma ci credevamo. Ciao ragazzi, quando guardo l'acqua dell'Adige immagino le migliaia di storie che si porta con sé fino al mare. Ma la storia di oggi ha fatto il percorso inverso perché l'Adige lo ha risalito, pensate, dalla Croazia fino a qui. Ed è una storia di caparbietà, di volontà, di sfide impossibili, ma anche di sapori. Questo è l'interno della nave, qui sopra c'è la sala ristorante. Una nave croata costruita prima della seconda guerra mondiale e utilizzata per il trasporto di mezzi militari. Pensate che qui dentro ci stavano fino a 8 carri armati più altri mezzi cingolati, come testimoniano tra l'altro questi listelli che servivano per stabilizzare questi mezzi durante il trasporto. Dopo la guerra questa nave fu adibita a scopi commerciali, divenne un'occhiata e infatti questi sostegni vennero posizionati in questo modo dopo la fine delle ostilità. Nell'83 Sandro, un legnaghese, la vide a Pola, era diventato un ristorante all'aperto e decise che questa barca doveva essere il suo futuro e fu talmente caparbio in questo sogno che volle portarla direttamente qui a Legnago e iniziò così un viaggio durato 3 anni, dal 94 al 97, nel quale risalì l'acqua, risalì il fiume, l'Adriatico, il fiume fino a qui, da Pola. Vi lascio immaginare le difficoltà. La differenza delle maree, aspettare che le acque si sistemassero per poter passare, le difficoltà di passare sotto i ponti dell'Adige, tra cui anche quello di Legnago, per cui dovete tagliare la torretta che ancora c'era su questa nave per poi rimontarla una volta superato. Ma ci riuscì, un dispendio economico incredibile che però lo ripagò dopo quando questo ristorante divenne il suo ristorante. È un riferimento per tutto il comprensorio. Ed è una storia che continua ancora oggi. Perché avete voluto rilevare questa barca? Allora, ci sono molteplici motivi. Noi abbiamo un'azienda agricola e il nostro sogno è sempre stato aprire un agriturismo, comunque avere la possibilità di proporre i nostri prodotti al cliente in un modo diverso rispetto alla vendita al dettaglio. È successo per caso di avere un contatto con la vecchia proprietaria di questo locale che ci ha raccontato un po' la storia di questo ambiente e lei purtroppo era stanca per vari motivi familiari e voleva cedere. E allora abbiamo deciso, un po' una pazzia è stata poi alla fine perché non era in programma, è stata una cosa nata più dall'emozione che dalla razionalità, abbiamo deciso di subentrare. Perché? Perché questo locale ci dà la possibilità di proporre i nostri prodotti in un modo magari diverso da quello che le persone si aspettano da un'azienda agricola. Volevamo creare un locale accogliente, elegante, ma comunque legato alla tradizione. L'altro motivo che ci ha spinto è stato proprio, per quanto riguarda me e tutta la nostra famiglia, l'emozione che ci ha dato il racconto della vecchia proprietaria, perché hanno messo passione per portare questa barca dalla Croazia a Pola, dove l'avevano vista, è stato il loro sogno e hanno dovuto lavorare anni per poterla portare qui, perché non era così semplice, perché è una barca molto grande, sono 50 metri e a noi sembrava veramente un peccato che tutto questo lavoro e tutto questo amore andasse sprecato e quindi abbiamo deciso di subentrare. Una storia che continua dunque qui a Legnago, sulle sponde dell'Adige, portandosi però dietro tutto quel lungo retroterra di fatiche talvolta indicibili che sono state necessarie per arrivare fino a qui.
Barbara e la sua famiglia definiscono questo ristorante come atipico, un aggettivo singolare scelto però non a caso, scelto per qualificare una filosofia ben precisa che, sebbene qui ci troviamo sull'acqua, in realtà parte dalla terra. Atipico, ci abbiamo pensato tanto prima di scegliere questa parola, poi alla fine non mi ricordo se è stato Giuliano proprio a trovare atipico, perché volevamo diverso, alternativo. Perché? Perché la tipicità dov'è? Nel presentare prodotti e piatti della tradizione in modo diverso. Diverso come? Diverso come ingredienti, magari come abbinamento di ingredienti o come cotture. Noi partiamo magari da piatti tradizionali che tutti conoscono, però li rivisitiamo con cotture più moderne o usando consistenze diverse, e quindi gli stessi sapori acquistano un altro aspetto, perché è un po' luogo comune credere che i piatti tradizionali siano piatti un po', in senso offeso ovviamente, un po' più da trattoria, e va benissimo perché io adoro andare a mangiare, ma si può fare qualcosa di elegante anche con prodotti tradizionali, curando magari l'impiattamento, curando specialmente le cotture e gli abbinamenti. Quindi possiamo avere piatti che contengono tutti gli ingredienti classici della tradizione, però rivisitati nelle cotture, appunto nella presentazione, oppure abbiamo altri piatti in cui inseriamo qualcosa di diverso, magari qualche contaminazione, può essere lo zenzero, la curcuma, una spezia, un qualcosa che crea un contrasto che dia una spinta nuova a un piatto che tutti magari conosciamo, abbiamo mangiato. Partire con una nuova attività non è mai una cosa semplice, perché all'inizio, per l'appunto, le difficoltà possono essere veramente tante e gravose. Quello che conta perciò è avere la convinzione di essere sulla strada giusta, e questo allora ti obbliga sostanzialmente due cose. La prima, a guardarsi dentro per capire se veramente te la senti di metterti in gioco e magari anche di ricominciare una nuova vita professionale, un po' come ha fatto Barbara. E la seconda cosa da tenere in considerazione è capire verso dove si vuole andare. Io non mi sono mai occupata di cucina a livello professionale, ho sempre avuto una grande passione per mangiare sicuramente e per cucinare, non da tantissimi anni onestamente, perché prima il lavoro impediva di cucinare, però mi sono veramente appassionata e quindi sì, è stata una sfida per me venire qui, una sfida con me stessa principalmente, perché introdursi in una cucina di professionisti senza avere un'esperienza adeguata può creare difficoltà. Io cerco sempre di pormi con umiltà dove vado, perché non è il fatto di essere o non essere proprietario di un luogo che ti dà il diritto di fare delle cose. Ho cercato di imparare, che è la cosa più bella del mondo, a qualunque età. Questo posto vuole diventare un centro, un posto di aggregazione non solo per la comunità di Legnago, ma anche per le zone limitrofe. Noi siamo anche ambiziosi e vorremmo attirare anche gente da Verona, dal lago, quindi creare un'alternativa ai soliti percorsi turistici, perché noi amiamo il nostro argine e il nostro fiume. Noi siamo una famiglia contadina e quindi radicati sul territorio, e quindi noi vogliamo valorizzare questa area che secondo noi ha delle potenzialità enormi. Inespresse? Inespresse assolutamente. Allora già comunque questa zona qua è abbastanza curata per l'operato di alcune associazioni del luogo e anche il comune, quindi ci sta dando una mano per valorizzare, però ha delle potenzialità inespresse. Qua ci sono dei tramonti spettacolari, sedersi al chiosco lungo il fiume ti rilassi, quindi insomma si passano delle giornate o qualche ora piacevole. Quindi la nostra offerta anche di ristorazione e di gastronomica è volta proprio a far star bene le persone. Tra l'altro a 2 chilometri dalla nostra azienda agricola, quindi ci siamo già immaginati le persone che arrivano, che dal ristorante partono a piedi o in bicicletta e vengono in azienda agricola, o il flusso contrario, che dall'azienda agricola vengono a farsi l'aperitivo o a fare il pranzo al ristorante. In questo posto abbiamo cercato di farlo un po' a nostra immagine, diciamo. Abbiamo fatto tante modifiche su questa barca, abbiamo aperto le finestre perché si potesse vedere il fiume, quindi il legame col fiume, con l'acqua è importante e volevamo che si vedesse, e infatti se
vedi questa sala è piuttosto lineare, non ha grandi cose che ti distraggono, perché vogliamo che le cose importanti emergano.